Salve signora, Tornando dal lavoro. spenga la macchina per cortesia. Allora, patente, carta di circolazione ed eventuale autocertificazione, per favore. Ha preso il via l'operazione interforze denominata State a casa, i primissimi controlli in sinistra Piave all'altezza della rotonda del Ponte Bailey a Belluno. È qui che sono state intercettate le auto dirette verso il centro città, il Nevegal e Limana. Sono partiti i controlli dei carabinieri e delle forze di polizia che da ieri hanno predisposto un maxi controllo, un maxi monitoraggio del territorio per evitare che durante questo weekend arrivino persone da fuori provincia dirette verso le seconde case. Vedete, ci sono già i primi controlli degli uomini dell'Arma che devono verificare innanzitutto le autocertificazioni di chi si sta muovendo in queste ore. Più di 140 pattuglie monitoreranno il territorio bellunese per tutto il weekend e a sentire soprattutto chi vive nelle terre alte le sanzioni non mancheranno, se è vero, come risulta, che alla chetichella in tanti stanno raggiungendo le seconde case adducendo scuse non contemplate dal nuovo DPCM. L'attività disposta e coordinata dalla Prefettura di Belluno vede in campo tutte le forze di polizia, comprese le pattuglie delle municipali dei comuni bellunesi e l'elicottero del 14° Nucleo Carabinieri di stanza all'aeroporto dell'Oro. La presenza in forze dei militari ha suscitato curiosità fra la gente, eppure qualche moto di stizza fra chi l'ha presa male, incurante della responsabilità penale che comporta il non rispetto della legge. Evidentemente l'ordine di restare a casa, che sintetizza la necessità di evitare al massimo la diffusione del virus, per qualcuno resta incomprensibile. Fortunatamente a prevalere è il senso civico dei più.